Resterà un'esperienza unica nel cuore di migliaia di giovani, un giubileo che mai avrebbero pensato di vivere, così segnato dalla morte di Papa Francesco. Oltre 2200 gli adolescenti padovani che hanno vissuto la storia, partecipando anche alle esequie del pontefice in piazza San Pietro e poi attraversando la porta santa della chiesa di San Paolo fuori le mura a Roma. Sono, penso, i due aspetti della nostra speranza. Ecco, c'è un aspetto che viviamo noi, a volte nella fatica e nella difficoltà, e la speranza forse a volte è anche nella fatica e nella difficoltà, nell'esperienza della morte, con cui abbiamo accompagnato i funerali di Papa Francesco, e anche avere lo sguardo volto alla risurrezione del Signore e sapere che c'è un amore che vince il peccato, una vita che vince la morte. Ai 12.000 giovani arrivati dal Triveneto per unirsi a tutti quelli giunti dal resto d'Italia si è rivolto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, ieri mattina nella messa solenne a San Pietro, un'omelia nel segno della speranza, come avrebbe voluto Papa Francesco, speranza che arriva dopo la fatica di un cammino e dopo la morte, come nel ricordo del pontefice. La sensazione proprio della universalità della Chiesa, non soltanto per l'estensione, ma anche perché è mandata a servire tutto della persona e del mondo, non soltanto se stessa oppure i cristiani, i credenti, ma ad essere serva di umanità nei confronti di tutti quelli che incontra, e che noi invitiamo i ragazzi a inserirsi in questo flusso di donazione. Credo che sia un modo per arricchire anche il senso che i ragazzi possono dare alla vita. Gli adolescenti padovani hanno poi incontrato il vescovo di Padova Claudio Cipolla, che li ha accompagnati a Roma insieme a tantissimi educatori. È entusiasmante vedere come ci siano anche dei ragazzi che comunque restano sensibili alle questioni spirituali. Erano presenti, attenti, interessati, e mi sembra che sia molto importante stare con loro. Non so, penso che poi prima o poi matureranno delle domande, ma devono sapere che c'è qualcuno a cui poterle porre. E il passaggio della Porta Santa, e io penso che sia da presentare come una scelta che oggi deve essere fatta di ciascuno, di inserirsi nel mondo del Vangelo, nel mondo della fede, che per i ragazzi resta un mondo entusiasmante se lo si viene presentato. Dopo la messa a San Pietro, ieri sera i giovani padovani hanno fatto rientro in città a bordo di 33 pullman.